1.800 pellegrini, 39 gruppi parrocchiali e 3 uffici diocesani. Sono i numeri del pellegrinaggio diocesano veneziano dei ragazzi delle medie svoltosi ad Assisi da venerdì 17 a domenica 19 aprile, con l'obiettivo di incontrare il Signore attraverso le testimonianze dei santi d'Assisi, Francesco, Chiara e Carlo Acutis. 3 giorni scanditi da appuntamenti, proposte e attività preparate in maniera congiunta dalla pastorale giovanile, dall'ufficio catechistico e da quello per l'insegnamento della religione cattolica. Sono state apprezzate le mete di pellegrinaggio principali e il poter stare insieme in compagnia, come testimoniano gli stessi ragazzi. Stare in compagnia, sì, divertirsi e stare qui, vedere le chiese e i luoghi di culto. Poi dicono cosa li ha colpiti di San Francesco. Che ha donato tutto, cambio di vita, esatto. 2 sono stati i momenti più significativi insieme al patriarca Francesco Moraglia, la messa del venerdì nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e quella dell'ultimo giorno antistante all'ingresso della Basilica Inferiore di San Francesco, che ha rappresentato il culmine della giornata.